Buonasera a tutti e benvenuti a un'altra serata di Quadri e Viaggi. Fa piacere vedervi così numerosi, spero che sia per l'argomento della serata, oppure immagino sia anche perché conoscete già Danilo e la qualità delle sue produzioni. Questa sera Danilo ci accompagna a ritroso in un viaggio che ha compiuto nel 2018, quindi 4 anni fa, in Cile e in Argentina, nelle zone desertiche. Danilo credo non abbia bisogno di grandi presentazioni, dato che è un veterano di questo tipo di iniziativa, anzi direi che è un po' il capofila, soprattutto negli ultimi anni tira un po' le fila di questo progetto, di queste visioni fotografiche serali dedicate ai viaggi. Per cui io lascio subito la parola a Danilo, non credo di dover dire nient'altro, ci sentiamo magari alla fine. Buona serata. Allora, questa sera andiamo in Argentina e Cile, per la precisione nei deserti dell'Argentina e Cile. Di solito quando si va in Argentina generalmente uno il primo viaggio fa la Patagonia, che attira molto di più, però vi assicuro che questo viaggio è un viaggio interessantissimo, avremo modo di vederlo durante la proiezione. Il viaggio fatto nel 2018, il che significa praticamente ieri, visto che ci sono stati 2 o 3 anni di pausa, diciamo così, e non vi faccio vedere un itinerario per un motivo molto semplice. In realtà non esiste un vero e proprio itinerario per chi va alla Puna, è abbastanza obbligato. È lo stesso, Argentina e in Cile è lo stesso tipo di ambiente, cambia solo il nome e il fatto che c'è un confine. E poi la seconda cosa che cambia è che mentre l'Atacama è molto turistico, Puna è decisamente molto meno turistico. Si vede proprio la differenza quando si arriva nella parte cilena, a parte che ci sono le strade asfaltate, i servizi sono migliori, ci sono tanti alberghi, quindi è abbastanza facile, diciamo così, da fare Atacama. Mentre invece Puna è tutto un altro mondo, è lo stesso ambiente ma tutto un altro mondo dal punto di vista logistico. Allora, si parte da, eccoci qua, siamo a Salta, che è questo posto qui, e noi andremo fino a San Pedro di Atacama, che come vedete non è tanta strada, sono un po' meno di 400 km. Il punto è che per arrivarci, se uno ci andasse direttamente da Salta a San Pedro di Atacama per fare meno di 400 km ci impiegherebbe intorno alle 9 ore. Quindi è tutta strada di montagna e a tratti è anche strada sterrata. Siamo al limite del territorio Inca, e poi capiremo perché sto dicendo questo. Come sapete gli Inca tendevano a soggettare le popolazioni locali, qui l'hanno fatto molto meno proprio perché erano al limite del loro ambiente, diciamo così. Allora, come dicevo, si parte da Salta. È una partenza tipo una zona di partenza logistica, lì si arriva con l'aereo da Buenos Aires, siamo a 1200 metri di altitudine già, quindi più o meno la stessa altezza di Cortina d'Ampezzo, ovviamente tutto un altro clima. Noi siamo andati a novembre, quindi è l'equivalente di maggio qua, eravamo in primavera. Salta lo si vede anche da questa foto, prevale l'architettura dal punto di vista storico, ovviamente prevale l'architettura coloniale spagnola, con la piazza messa non rotonda ma quadrata, e chiesa e palazzo del governatore che si fronteggiano, quasi a dire questo è il potere, da una parte la religione e da una parte la politica. Siamo a maggio, quindi già a novembre, che è l'equivalente di maggio qua, quindi le scuole stanno per finire. Infatti poi quando siamo tornati c'erano gli studenti che festeggiavano la fine della scuola. Ecco un convento, quindi architettura coloniale spagnola, come vi diceva. Salta non è una città particolarmente impressionante, come dicevo serve come base. E in questa foto non è un caso che ci sia un cane, perché è una cosa un po' strana. A un certo punto si vedevano cani che giravano, non erano certamente cani randagi. Cioè, a un certo punto ho chiesto ai poliziotti come mai c'erano tutti questi cani se erano randagi, e hanno detto no, non sono randagi, i proprietari sono qui, abitano qui intorno, ma lasciano liberi i cani di andare in giro. Infatti, come vedete, seguono anche i poliziotti, loro sono presenti dappertutto, succede qualcosa in piazza trovi i cani.
Ecco qui incidente stradale e c'è il cane a vegliare sull'incidente stradale. Porto la vostra attenzione su questo cartello. Allora, innanzitutto il prezzo. Il peso argentino si svaluta a vista d'occhio e poi vedremo anche che qualcuno ne approfitta per questo motivo. Al prezzo attuale 250 peso sono 1,5 euro. Quindi qui ti offrono la carne col chimichurri, e poi vedremo cos'è il chimichurri, e le patate più il dolce, scusa, per l'equivalente allora di circa 7 euro. Adesso invece la stessa cifra è 1,5 euro, tanto per dare un'idea in 4 anni quanto si è svalutato il peso. Ma la cosa interessante che voglio farvi notare è il chimichurri. Il chimichurri, se qualcuno è stato in Sud America, saprà sicuramente che è una salsa. La si trova anche negli Stati Uniti, ce la mettono nella carne anche negli Stati Uniti. La cosa interessante è che non si sa bene l'origine di questa salsa, assomiglia un po' alla nostra salsa verde, soprattutto qual è l'origine del nome che è un po' strano. Sembra, secondo la tradizione, che sia stata inventata da un soldato irlandese che si trovava lì nel XIX secolo e si chiamava Jimmy McCarthy. Allora, siccome gli argentini sono bravissimi nelle lingue straniere, soprattutto in inglese, come noi del resto, il Jimmy McCarthy è diventato chimichurri. Quindi sembra che prenda il nome dall'inventore, che nell'inglese degli argentini, da Jimmy McCarthy, è diventato chimichurri. E qui quelli sopra gli anta capiranno perché ho fatto questa foto. A proposito di cani, prima si parlava, lì vanno ancora di moda, infatti salta è come fare un salto, scusate il gioco di parole, indietro di 40-50 anni. E ci sono in molte automobili, ci sono quei cagnetti che, non so se vi ricordate quando eravate bambini, e mi rivolgo a quelli sopra gli anta, che nelle 500 nel 600 c'era il cagnolino con la testa che faceva così perché era appeso a un gancetto, che quasi lo volevo chiedere qui all'autista del coso, del taxi. Erano i cagnetti che andavano di moda da noi circa 50 anni fa, 40-50 anni fa. Come vedete anche lì hanno problemi di migranti. Questa ragazza è venezuelana, se vedete dal cartello non è un reato migrare, perché in Venezuela stanno, benché in Argentina non è che sia l'America, in Venezuela ovviamente stanno molto peggio, ci sono tanti migranti venezuelani che vanno a vivere, cercano di andare a vivere in Argentina. Locali che suonano, tutto il mondo il paese sotto questo punto di vista, e diamo un'occhiatina alla gente che si trova a Salta. Non siamo a Buenos Aires, quindi non ci sono milioni di italiani, perché quando sei a Buenos Aires incontri uno per la strada e ti dice che è italiano. Qui invece prevale il tratto indio, come potete osservare anche dai volti di queste ragazze, di questi giovani. Siamo lontani dal punto di vista anche culturale, se vogliamo, economico, soprattutto anni luce da Buenos Aires, siamo decisamente molto distanti, anche appunto come composizione etnica delle persone. E direi che si vedono ancora queste scene con carrettini, si vedono automobili, come vedete, moderne, anche catorci disumani. Anche qui fanno gli spiritosi, se osservate l'entrata e la salita dovrebbe essere veicolo, ma hanno cancellato qualcosa. Anche qui, come da noi, si va al ristorante per fare 2 chiacchiere con gli amici, solo che fanno le chiacchiere con i 2 amici a casa, probabilmente li stanno invitando al ristorante la prossima settimana, così poi magari parlano con quelli di fronte, quindi queste cose non succedono solo da noi. Qualche nostalgico delle guerre delle Falkland, per ora ne abbiamo abbastanza, speriamo che non gli venga la nostalgia sul serio. E lasciamo Salta e cominciamo a salire, e qui non avete molto l'impressione che si vada verso un deserto, perché sopra, nella parte sopra qui, queste sarebbero tutte montagne che sono coperte dalle nuvole, ma poi vedremo è proprio questo che crea il deserto. Infatti, se Salta si trova in questa zona qui, questo è un grafico che dimostra come si sono formate le zone desertiche.
Le piogge arrivano soprattutto dall'Atlantico. Il problema è che qui ci sono delle vette andine che viaggiano intorno ai 4-5 mila metri e che bloccano tutte le nuvole che vengono dall'Oceano Atlantico. Infatti qui in questa zona nuboselva è molto umida e lo vedremo dalle prossime foto, proprio perché si sale e queste montagne fanno da barriera naturale. Dall'altra parte, grazie alla corrente di Humboldt, stiamo parlando quindi qui dell'altro oceano, quello dall'altra parte, il Pacifico, crea deserto per un motivo diverso, cioè grazie alla corrente di Humboldt non si formano molte nuvole e quelle che si formano si fermano, si limitano alla zona costiera. Quindi si crea da una parte l'altopiano della Puna desertico, dall'altra Atacama altrettanto desertico per due motivi diversi. Il tipo di ambiente però è lo stesso, bisogna solo tener conto che dalla parte cilena la cordillera è di tipo vulcanico, mentre dall'altra parte, dalla parte argentina, è sedimentaria, quindi sono due origini diverse ma che danno origine allo stesso tipo di paesaggio. Ecco, come vi dicevo, per arrivare al deserto bisogna passare praticamente ai tropici letteralmente. Qui piove in continuazione, lo si vede anche dai tronchi pieni di muffa. Siamo a una settantina chilometri già da Salta e ci stiamo cominciando ad arrampicare. Queste sono proprio le montagne che fermano le nuvole. Più in su comincia a calare il problema della pioggia e ci sono campi fertilissimi che purtroppo sono coltivati solo in parte. Questo è il tabacco. Qui anni fa, fino a una ventina di anni fa, era pieno di campi di tabacco, adesso sono quasi abbandonati. Perché? Perché ci hanno messo le mani sopra le multinazionali americane del tabacco, che sono arrivate e siccome i contadini avevano pochi soldi, gli hanno fatto firmare dei contratti del tipo: io ti do le sementi, tutto quanto, i fertilizzanti, i concimi, i diserbanti, e però stabiliamo subito il prezzo del tabacco che mi venderai per 6 mesi. Quindi loro, faccio un esempio, spendevano, che ne so, 10.000 peso per dargli sementi e tutto quanto e dicevano: e io te lo pago 20.000 peso il raccolto. Peccato che 6 mesi dopo 20.000 pesos non avevano lo stesso valore e quindi sono falliti quasi tutti i contadini. Questo che vedete è un albero un po' strano, che chiamano albero boraccio, albero ubriaco, e ha la caratteristica di avere l'interno molto spugnoso. Lo svuotano, ci mettono dentro, siccome ci sono anche tanti zuccheri all'interno, ci mettono dentro l'acqua, la fanno fermentare e viene fuori una bibita leggermente alcolica. Ecco, le nuvole ce le siamo lasciate alle spalle, siamo al tropico del Capricorno, quindi siamo ai tropici, e questo è il motivo perché ho le maniche corte, anche se però siamo a 4.000 metri ormai, quindi se tira l'aria fa freschetto effettivamente. Siamo all'ingresso, non siamo ancora alla Puna, ma in una zona semidesertica, non c'è più tabacco, non ci sono più coltivazioni e si comincia a vedere il deserto. Si trova ancora qualche struttura qui. Le ultime, infatti ci aveva detto la guida, noi avevamo una guida locale argentina, abbiamo prenotato con un tour operator argentino del posto e con una jeep ci ha portato in giro, lui era un ex camionista, tra l'altro conosceva a menadito la zona. Questo è l'ultimo ristorante degno di questo nome. Ne approfitto per farvi vedere una delle specialità, che è il tamal, ed è una specialità tipica argentina fatta con le foglie di pannocchie che vengono riempite di riso e carne, quasi sempre carne di maiale, ma ci possono essere verdure e anche altre cose. Viene servito così, come fosse una caramella. E cominciamo ad arrivare alla parte più interessante della Puna. Qui siamo al Cerro dei Sette Colori, ce ne sono almeno 5-6 posti che si chiamano Cerro dei Sette Colori, uno anche in Perù, molto più famoso. Qui invece siamo a Puna Marca, cioè una delle porte di accesso della Puna. Perché si chiama Cerro dei Sette Colori? Beh, qui potete farvene un'idea. Tutta roccia sedimentaria, ma ci sono diversi minerali che rendono le rocce di colori diversi. La mattina è molto interessante andare a farsi un giretto perché c'è poca gente la mattina e soprattutto purtroppo quel giorno il tempo non era molto bello e quindi poco sole, poco risaltano i colori, però qui dietro si intravede come i colori siano decisamente diversi.
E qui ci si rende conto cosa intendo quando dico che è sedimentaria. Questa sembra proprio una palla di fango che si è pietrificata. Praticamente tutto era un fondo del mare milioni di anni fa. Siamo a Humahuaca, come vedete di nuovo i cani non mancano mai, e questa è veramente la porta d'ingresso alla Puna. È un paesino ancora abbastanza sviluppato, molto forte l'artigianato. Il giorno che siamo arrivati tra l'altro c'era anche un piccolo mercatino con articoli tipici del Sud America. Potremmo essere qui anche in Perù o in Messico, per intenderci, non fa molta differenza, almeno per noi non addetti ai lavori. Qui stanno preparando il pane, che è una specie di piadina, si fa tutto sulla strada. Eccola qua, con le griglie sul posto, non compri per pochi peso e te lo porti via. Le strade qui sono ancora asfaltate, ancora per poco in Argentina, perché poi appena si entra da Puna l'asfalto sparisce. E si arriva alla prima salina non salare. Allora, la differenza tra salina e salare sta nel fatto che la salina ha quasi esclusivamente sale. I salares invece sono più colorati e presentano anche molti altri minerali. Le saline sono tipiche soprattutto della Puna, della parte argentina sedimentaria, proprio perché era un fondo del mare, e pensate che molte arrivano addirittura a 7 km di profondità, quindi 7 km di sale. Anche qui è una delle più grandi dell'Argentina, viene scavata generalmente con le ruspe, se si vuole avere il sale per uso industriale o per alimentazione animale, mentre invece per l'alimentazione umana si usano questi canali dove il sale viene dilavato dall'acqua, praticamente viene anche pulito, diciamo così, dall'acqua che evapora comunque, e poi se ne toglie la parte superficiale che è la più pulita, e questa si usa per l'alimentazione umana. I colori sono veramente interessanti, e qui tutto è fatto di sale. Se si esclude la cupola del forno, che è fatta di terra refrattaria, la base è di sale, sotto quei mattoni lì sono di sale, la casa in fianco è fatta di mattoni di sale, questa specie di chiesetta è fatta di mattoni di sale, ci si avvicinava a Natale, quindi c'era anche la Madonna di sale, panchine di sale e tavoli di sale e colonne di sale. L'unica cosa che non erano in sale erano i pali di legno, tutti i blocchi di sale. Ecco, da noi c'è il segnale con il cervo, con la mucca, lì invece c'è il segnale con il lama. Qui si trovano 4 tipi di camelidi, che sono la bigogna, l'alpaca, il lama e il guanaco. Non l'ho detti a caso, questa è la classifica per quel che riguarda la qualità della lana. Se invece vi interessa la classifica per la qualità della carne, è esattamente il contrario. Quindi il guanaco, che è il peggiore per la lana, è il migliore per quel che riguarda invece la carne, seguito dal lama, che è questo qua. Uno dei motivi per cui si vedono quei cartelli è che effettivamente i lama molto spesso sono vicini alle strade, perché magari sanno che trovano da mangiare, e molto spesso sono in mezzo alle strade, non sono molto lesti a togliersi, quindi bisogna stare molto attenti. Il lama e l'alpaca si somigliano, e anche la bigogna e il guanaco si somigliano tra di loro, quindi è molto facile confonderli, poi magari li vedremo un po' meglio. Si sale verso il passo di Jama e si arriva veramente all'altipiano della Puna. Altezze sopra i 4000 come niente, bisogna stare attenti a non avere male d'altura, benché siamo partiti a 1200 metri, è comunque facile avere mal d'altura e conviene non scherzarci, perché per esempio mia moglie soffriva di cervicali e aveva i sintomi tipici del mal d'altura. Fortunatamente Davide, la nostra guida, era un esperto, gli ha controllato il polpastrello della dita e dice che diventano leggermente violacei quando hanno mal d'altura, e quindi è riuscito a capire che erano effettivamente i cervicali e non il mal d'altura. Si può anche morire di mal d'altura. Vi faccio notare la distanza da Antofagasta, sono 400 e passa chilometri. Il nostro autista aveva il nonno che portava i tori da Salta, dove siamo partiti, fino a Antofagasta a piedi. Ci impiegava 3 mesi ad andare, partendo da 1200 metri d'altezza, arrivavano a 5000 e poi andavano giù a Antofagasta, che è un porto fino al mare, gruppi di circa una
trentina, quarantina di persone che accompagnavano 200-300 tori, ci mettevano 3 mesi ad andare e 3 mesi a tornare, poi vedremo anche dove dormivano, 5 mesi in tutto stavano via. E questo siamo già passati in Cile, questo è San Pedro de Atacama, che come vedete non è esattamente una città, però è il luogo più turistico che ci sia nel deserto di Atacama, e lo potete notare, ci sono tanti ristoranti, ci sono tante agenzie che organizzano escursioni, perché siamo molto vicini anche alla Bolivia, quindi siamo vicini a tutti i salares della Bolivia, tra cui sapete che il più grande del mondo si trova proprio in Bolivia ed è a circa 20-30 km da San Pedro, no, forse un po' di più da San Pedro dell'Atacama. Comunque il confine è a 20-30 km. Anche qui costruzione abbastanza semplice, si usa tanto il fango ed è una cosa abbastanza interessante perché è una zona soggetta ai sismi, però come vedete costruiscono in maniera intelligente perché in mezzo al fango ci mettono dei rami che donano molta elasticità soprattutto ai muri, quindi è un'architettura semplice ma efficace. Come dicevo, ci sono agenzie dappertutto che offrono escursioni, parlano tutte le lingue. Vi faccio notare il cartello che c'è in alto a destra, adesso vedete la foto dedicata. Questo qui è abbastanza facile capire il proprietario di dove fosse originario. Siamo al Tatio. Il Tatio, siamo vicini uno dei motivi per cui abbiamo espatriato, diciamo, siamo andati in Cile per vedere il Tatio, che è la zona dei geyser più alta al mondo. Siamo a 4.320 metri di altezza. Siamo in pieno deserto, quindi c'è l'escursione termica. Di giorno ci sono 30-40 gradi, di notte si va anche sotto zero. A novembre noi siamo arrivati lì, c'erano 6 gradi sotto zero, alle 6:30 del mattino, però è veramente secco, quindi non sembrava che fossero 6 gradi sopra zero, la percezione era di 3, 4, 5 gradi sopra lo zero. Perché bisogna andare la mattina? Perché la mattina quando fa freddo si vedono i vapori della zona dei geyser. Alle 8:30, 9 già non si vede più niente, si sente il rumore ma non si vede più niente. Quindi per poterlo vedere bene bisogna andare alle 6:30, dipende da che stagione è, appena fa chiaro. E vi assicuro, anche se le foto sono riuscito a farle senza turisti, perché sono state fatte quasi tutte verso le 7:30, ci sono almeno quando sono andati noi c'erano state almeno 300-400 persone intorno a questi geyser. La fortuna è che siccome fa freddo fanno tutti 2 o 3 foto, il selfie se sono cinesi, dopodiché se ne scappano e vanno a fare colazione. Quindi paradossalmente alle 6:30 ci sono 400 persone, alle 7:30 ce ne sono 30 perché sono già andati via tutti, e quindi si riesce anche a fotografare molto meglio. È una piana decisamente spettacolare perché l'attività è continua e anche i rumori sono decisamente sinistri, bisogna stare attenti perché in alcune zone le acque sono davvero bollenti. I colori sono molto belli. È una piana di circa, saranno 1 chilometro per mezzo chilometro circa il Tatio. Ecco, questa non è un'espressione di un camionista, ma indica un guado oppure anche a volte una sorgente. Putana è il nome di uno dei più pericolosi vulcani che ci siano in quella zona, un vulcano che è proprio un figlio di. E ne viene fuori questo vado Putana che è molto famoso. Ecco, il Putana è questo qua, questo vulcano qui. La zona è molto bella perché è una zona umida dove ci sono tanti animali, io poi sono un appassionato di animali, ci sono le folaghe cornute che sono queste, è il periodo della nidificazione perché siamo in primavera, infatti vedete qui c'è una folaga che cova le uova e l'altra, quella qui in basso a sinistra, e l'altra che continua a portare materiale per il nido. Questa è un'oca andina, un maschio di oca andina, è molto grande come le nostre oche. Quello qui, visto più da vicino, sono abbastanza confidenti perché nessuno mi fa niente qui. Questi invece sono gobbi rugginosi.
questo è un tiranno terricolo, si chiama tiranno proprio perché è un animale, è proprio più un passero, ma è assolutamente aggressivo perché difende molto il suo territorio, lo si vede anche dal piglio, allora, stava venendo a cercare di scacciarci, grande così e voleva scacciarci noi, veniva là con un fare molto minaccioso perché eravamo nel suo territorio. E questo è un guanaco visto da lontano, quello che vedete è sale. Andiamo vicino a San Pedro di Atacama, ci sono varie zone più o meno interessanti che si vanno a vedere, per esempio in questa valle ci vanno per vedere il tramonto, e quasi tutte formazioni o di sale o di gesso. Il marrone che vedete in genere è argilla che si depositano sopra, mentre il bianco o è sale o è gesso, in questo caso è sale, perché nella zona intorno a San Pedro d'Atacama c'erano parecchie miniere di sale. Quando era conveniente farlo lo scavavano, facevano una vita molto grama i minatori, poi non è stato più conveniente e tutte le miniere sono state abbandonate. Queste qui sono 3 presunte statue che chiamano le 3 Marie, ci vuole davvero tanta fantasia a vederci 3 Marie, comunque è una delle attrazioni turistiche della zona, strapiena di turisti tra l'altro. C'è da dire una cosa, il Cile è anche tutto un altro mondo rispetto all'Argentina, perché il Cile sono un po' i tedeschi del Sud America, ligi alle regole, accettano solo soldi cileni, niente dollari, niente euro, niente peso argentini, loro vogliono solo la loro valuta, si paga con carta di credito, mentre invece di là in Argentina è tutto molto più, diciamo così, all'italiana. Ecco che noi siamo andati a vedere il nostro tramonto in giro, abbiamo incrociato vari turisti, il tramonto di regola, anche se non sono dei gran tramonti perché mancano le nuvole, quindi non sono granché. Le bellezze sono ben altre. E bellezze per esempio sono queste, il Salar di Atacama, che si trova vicino alla città, ed è un salar pieno di fenicotteri, anche se ne troveremo molto di più avanti. Questo è un falaropo. E questi sono i fenicotteri. Allora, ci sono 3 specie di fenicotteri in Sud America: il fenicottero andino, il fenicottero cileno e il fenicottero, adesso mi sfugge il nome in inglese, vabbè. Lo dico per chi magari può fare un po' di confusione, perché a volte anche le guide del Sud America fanno confusione e confondono le persone, perché dicono c'è il fenicottero, noi siamo portati a pensare che sia fenicottero maggiore e fenicottero minore, perché loro la chiamano parina grande e parina piccola. In realtà non è così, la parina grande è il fenicottero andino, la parina piccola, che è più piccolo, è il fenicottero cileno. Ecco, questa per esempio è una parina grande, quindi più il fenicottero andino. Non sono facili da riconoscere perché c'è difformità tra maschi e tra femmine, tra giovani e tra adulti, e poi il rosa delle penne dipende da come mangiano, perché sapete che il rosa delle penne è dato da piccoli crostacei che contengono il carotene, tant'è vero che negli zoo, nei giardini zoologici, molto spesso gli danno a mangiare carote, perché altrimenti le piume sarebbero bianche, e allora gli danno le carote perché si colora il piumaggio. E un'altra, ecco, questo per esempio in volo li si riconosce molto meglio, questo è cileno perché ha le ginocchia, se osservate, ha le ginocchia rosa e le zampe rosa, no, le zampe, sì, la parte terminale delle zampe, mentre invece quello andino ce le ha bianche. E una cosa interessante dei fenicotteri è che allattano i piccoli, non con il latte classico ovviamente, ma è una sostanza che somiglia molto al latte che loro rigurgitano. E nel mondo degli uccelli esistono solo 3 tipi di uccelli che lo fanno: sono i fenicotteri, il pinguino imperatore e, ebbene sì, il piccione. Il piccione fa la stessa cosa. Sono solo questi 3 uccelli che allattano, tra virgolette, i piccoli con questa sostanza che rigurgitano. Ecco, qui si capisce che siamo ancora in Cile perché la strada è asfaltata. Tra le varie cose, Cile tutto asfaltato, in Argentina niente di asfaltato, a parte la strada iniziale. Il problema molto spesso è bisogna stare attenti perché tira un forte vento e molto spesso la sabbia arriva nelle strade. I panorami sono comunque sensazionali, molto belli, sempre molto pieni di colore. Questi sono alcuni esempi.
Non è detto che quello che vedete sia neve, quasi sicuramente quella a destra è sale, questo qui sì, solo in cima è neve, mentre quello sotto è sale. Idem, sale, tra l'altro trasportato dal vento verso le terre nere dei vulcani, quindi siamo ancora in Argentina con la lava vulcanica. E qui invece stiamo uscendo, stiamo tornando scusa, eravamo ancora in Cile, ho sbagliato, non in Argentina, adesso qui siamo al Passo del Sicco, 4600 metri, e stiamo tornando in Argentina. La maggior parte del tempo noi siamo stati in Argentina, in Cile siamo stati solo 2 o 3 giorni appunto per andare a vedere il Tatio e alcune altre cose. Ecco, questa Argentina lo riconoscete dalla pista, perché le strade sono in condizioni decisamente peggiori, ma questo significa anche un turismo, un impatto turistico molto 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 più basso. Non posso dire che uno sia più bello dell'altro, sono entrambi molto belli. La bellezza della Puna Argentina sta nel fatto che non ci si trova tanta gente. Questi sono i Pocitos, vicino al villaggio di Pocito. Pocito vuol dire piccoli buchi, e qua potete capire perché si chiamano piccoli buchi, all'interno di una salina. Quindi questo che vedete è tutto sale. E questa è una ferrovia che, come dice la nostra guida, è una delle poche cose buone che avevano fatto in Argentina, e come molto spesso succede le cose buone le lasciano perdere. La ferrovia era in perdita e l'hanno lasciata andare. Era un ottimo mezzo di comunicazione fra l'Argentina continentale verso il Cile. Tra l'altro tra Argentina e Cile non vanno molto d'accordo, spesso e volentieri si sono fatti la guerra, e proprio per questo è anche un po' complicato passare da un paese all'altro. Tantissimi che hanno fatto la Puna e Atacama si ritrovano a dover cambiare mezzo quando passano da un paese all'altro. Noi invece siamo riusciti a farlo con un solo mezzo, ma molto spesso tocca cambiare, proprio perché molti tour operator argentini non hanno il permesso di andare in Cile. Sempre la solita presenza di acqua che generalmente arriva dal fondo e il sale, quindi è sì deserto, però in realtà l'acqua si trova, e molto spesso è acqua che risale con i cosiddetti ojos, con gli occhi, sono sifoni che salgono dalla profondità del terreno. Colori variegati a seconda del tipo di metallo che si trova. E qui stiamo andando nella Garganta del Diablo, ovvero nella zona chiamata appunto il Canyon anche del Diavolo. Sono tutte dune di gesso, in questo caso, non di sale, ricoperte completamente di argilla. E questo è come si presentano. La Jeep che vedete è quella nostra. In questo luogo, per esempio, siamo stati diverse ore e non si è visto arrivare nessuno, cosa che non succederebbe mai ad Atacama. Eccolo qua, visto dal lato opposto. Sono tutte collinette veramente molto impressionanti, perché sono veramente belle da vedere. Un panorama dall'alto di queste colline. E qui arriviamo a, se San Pedro d'Atacama era un paesotto un po' così, Tolar Grande, 3500 metri di altezza, come vedete non è molto meglio, anzi a Tolar Grande c'era un albergo, chiamarlo albergo, e un ristorante, o mangi lì o non mangi. Da notare la ragazzina che prega, e qui si apre un argomento abbastanza interessante. Dicevo prima che siamo in zona al limitare dell'influenza degli Inca. Gli Inca, e queste popolazioni in particolare, avevano un'abitudine di fare sacrifici umani, e molto spesso sacrificavano i bambini per ingraziarsi gli dei, soprattutto per il raccolto, e ne sono stati trovati tanti di bambini in questa zona. Perché? Perché li portavano, ecco qui ve ne faccio vedere uno che si trova al museo di Salta, sono le mummie meglio conservate al mondo, risalgono, ritorno di qua che è forse una foto un po' meno impressionante, sono delle mummie che risalgono circa al 1500, 1400, 1500, sono state trovate in cima ai vulcani. Perché cosa facevano? Intontivano i bambini con
bevande alcoliche, droga, dopodiché li portavano in cima ai vulcani. Fortunatamente i bambini erano intontiti e si addormentavano e li lasciavano morire assiderati. Il punto è che in particolar modo sono famosi i 3 bambini del Yuya Yako, poi vedrete come si scrive, che sono stati trovati quasi intatti. Era una ragazzina di 15 anni, una di 5 e un bambino di 7, che si trovano, sono veramente impressionate. Vi consiglio, se ci andate a Salta, ad andare al museo di alta montagna per vedere non solo loro ma anche altri bambini. Sono stati ritrovati nel 1999 e si sono conservati in maniera incredibile. Quando siamo andati noi era esposto il bambino, perché ne espongono uno dei 3 a turno dentro teche, assolutamente in condizioni che evitino la decomposizione. Gli vedevi i capelli, sembrava quasi vivo. E questa è una dei 3, è la bambina di 15 anni. Allora, Tolar Grande era un villaggio costruito quando hanno portato la ferrovia. Le case sono fatte queste case qua sono fatte con le traversine della ferrovia. Adesso ci abitano i locali. È un paesino di 300-400 abitanti. Ecco, vedete, questi qua sono proprio la rappresentazione dei 3 bambini, e qui vedete come si scrive il nome del vulcano, Yuya Yako, e sono stati trovati proprio in cima alla sommità 6.700 metri di altezza, e questo è uno dei motivi per cui si sono conservati molto bene. Questo è il vulcano, questo è il ristorante, il Tolar Grande, e qua è all'interno. Questi sono tutti i posti disponibili all'interno del ristorante. O mangi qua o ti arrangi. Questi sono i cosiddetti ojos di cui parlavo prima. Sono davvero spettacolari perché sono delle pozze blu in mezzo al bianco. Qui in questi qua in particolar modo si poteva anche nuotare fino a qualche anno fa, adesso è proibito perché ci hanno trovato gli stromotoliti, che sono delle colonie di batteriche preistoriche praticamente. È la forma di vita più antica che si conosca, non si trova solo qui in Sud America, per esempio è trovata in Australia o in altre zone, e colonizzano le acque, generalmente le acque molto pulite e calme, assolutamente ferme. Qui ce ne sono parecchi stomatoliti. E questo simpatico signore lo chiamano Tuco Tuco o occulto, ed è un roditore. Ce ne sono una strage, scavano delle tane, bisogna stare attenti quando si cammina perché si rischia anche di rompersi una gamba, perché rischi di caderci dentro nelle tane. E questo può sembrare strano, ma è un albero, si chiama giareda ed è un albero sotterraneo, praticamente ha il tronco sottoterra ed emerge solo la chioma. Quindi questa che vedete è la chioma dell'albero, che può essere anche alto 4 metri, o forse dovrei dire basso 4 metri, visto che il tronco si trova all'interno. Varie formazioni che si trovano in giro. Qui si vede molto bene il sale, e qui ancora meglio, direi. Qui stavamo andando verso una vecchia miniera di sale. L'autista David doveva portare al nonno, quello famoso che portava i tori fino a Antofagasta, il sale, perché questo sale è visto dai vecchi come un sale curativo. Questa è una montagna che chiamano la Tetta, si può anche capire il perché. E questo è quel che resta di una miccia di un detonatore che i locali, i minatori, usavano per far saltare i blocchi di sale e poi caricarli sui camion o prima ancora sui muli. Questo è il sale che ha raccolto per il suo nonno, sono cristalli di sale. E questo è il più grande salar d'Argentina. Vi faccio notare i chilometri quadrati, siccome i numeri entrano da un orecchio e entrano dall'altro, per darvi un'idea: 1600 km quadrati, la provincia di Treviso è 2400 km quadrati, quindi esattamente 2/3 della provincia di Treviso, tanto per dare un'idea della grandezza, ed è 6 volte più piccolo del più grande salar del mondo che si trova in Bolivia. Quindi, nonostante il fatto che sia molto grande, ce ne sono di molto più grandi. Vedete, voi lo vedete marrone semplicemente perché siamo all'inizio del salar e viene sporcato dall'argilla. In realtà più avanti si va e più diventa bianco.
Il problema di questo salar, ma dei salari in generale nel Sud America, è che sono ricchi di minerali e purtroppo fra i minerali c'è anche il litio e quindi dobbiamo dire purtroppo che tutti noi contribuiamo a questo scempio perché i nostri telefonini hanno le batterie al litio. C'è un grande bisogno di litio, qui ce ne sono tantissimo e vengono, ecco questo qua per esempio è un caso in cui stanno facendo un carotaggio proprio per controllare, vedere se è il caso di metterci tutto l'ambaradan per estrarre il litio. Arrivano con camion molto grossi, come vedete, distruggono anche le piste, infatti per contratto sono costretti ogni tanto a andare a fare manutenzione, le ditte che estraggono il litio, ma non solo il litio, anche altri minerali, perlomeno a fare la manutenzione delle piste. Però purtroppo molto spesso si vedono delle miniere, delle moderne miniere che scavano i minerali e soprattutto appunto il litio. All'interno di questo salar c'è la formazione più conica, col cono più perfetto al mondo, il cono di Arita, è un pseudocratere, non è molto alto, ma ha questa caratteristica di essere assolutamente conico, un cono perfetto, soprattutto se lo si vede da questo lato. E qui può sembrare un qualcosa scavato da un animale, ma invece questo era il giaciglio per le notti del famoso nonno che portava i tori a Antofagasta. Quindi loro siccome non c'era assolutamente nulla per la strada, non c'era una casa, non c'era niente di niente, e loro facevano i loro 30-40 km giornalieri, dopodiché si scavavano un buchetto per ripararsi dal vento e si mettevano qua a dormire, circondati dai tori. Questo cespuglietto giallo che vedete si chiama Iru e se lo vedete vuol dire che siamo sopra i 4.000 metri, perché cresce solo sopra i 4.000 metri. A volte si incontrano delle pietraie. E questo è un altro villaggio dove siamo arrivati, ad Antofalla. Quindi se in quello precedente c'era un albergo e un ristorante, qui non c'era neanche quello, non c'era né alberghi né ristorante. Qui abitano circa 35-40 persone, sono praticamente tre famiglie che non vanno neanche tanto d'accordo tra di loro. I Ramos, i Salta e gli altri non mi ricordo. Noi abbiamo mangiato dai Ramos e comunque ci raccontava la guida che non vanno tanto d'accordo tra di loro, quindi sono in 30 in cui non vanno neanche d'accordo, sono veri e propri clan familiari. E il villaggio sorge dove c'è una vega, quindi una sorgente d'acqua, e quindi hanno i loro bei orticelli e sono autosufficienti. Per mangiare appunto siamo stati ospiti da una famiglia Ramos che abita in questa casa, adesso entriamo nelle loro case tanto per avere un'idea, eccola qua, pavimento in terra battuta, e c'era la signora che ci ha fatto addirittura scegliere se volevamo la cotoletta impanata oppure la cotoletta alla napoletana, al che noi ovviamente non sapendo di che cosa si trattava abbiamo detto vogliamo la cotoletta alla napoletana. La differenza tra la cotoletta impanata e la cotoletta alla napoletana è che era lo stesso impanata, solo che la napoletana ci metteva sopra un pezzettino di formaggio che sembrava plastica, doveva essere mozzarella, e un cucchiaino di pomodoro, se no era assolutamente lo stesso. E la carne era di lama e devo dire che era ottima, il formaggio faceva schifo perché ripeto era di plastica, ma la carne era veramente molto buona, carne di lama. Quindi gas, come vedete, arredamento un po' come da noi anni 70, la tovaglia di plastica, il tavolo di formica si chiama, ma non conosco neanche più. La differenza è che i pastori adesso girano col jeep, prima giravano a piedi, adesso vanno a recuperare le pecore con il pick up. Ovviamente lui li conosceva tutti perché, come vi dicevo, lui faceva il camionista prima, quindi andava avanti e indietro per queste strade col camion. Nello stadio un po' curioso, dopo lì ve la racconto. Questo che vedete è un nandù e la caratteristica dei nandù è che sono i maschi che crescono la prole, non le femmine. Le femmine covano, dopodiché arrivano 30-40 pulcini e dicono arrangiati, e il maschio, lei va a cercare altri maschi e il maschio si porta dietro la prole, quindi è esattamente rovesciato una volta tanto.
E questi, se li vedete, sono il tinamo della Puna, non so se li vedete, eccoli qua, 1, 2 e 3, perfettamente mimetizzati tra l'Iru. Eccoli qua, 1, 2 e 1, 3. Sono delle pernici di fatto. Una volpe che si ciba molto spesso di fenicotteri. Questa è un'altra vega coloratissima con soprattutto lama e alpaca. Questi sono gli alpaca, sembrano lama, somigliano molto ai lama, ma sono gli alpaca. La differenza tra alpaca e vigogne sta soprattutto la lana migliore, tutte e due, solo che la vigogna ne fa 250 grammi all'anno circa, l'alpaca ne fa 4 kg, quindi molto più costosa quella di vigogna, che costa fino a $400 grezza al chilo. Al Peñón abbiamo trovato un altro, anche questo è l'unico albergo del paese, riscaldato in maniera molto particolare, perché praticamente c'è una stufa al di fuori delle camere, passa l'inserviente, carica la stufa, il camino corre all'interno della camera e quindi la scaldano in questo modo. I locali sono inizialmente un po' diffidenti, montanari, quindi un po' stanno sulle loro, ma come sempre la chiave di volta sono i bambini, basta fare amicizia con i bambini e alla fine sei bene o male accettato. Eccoli qui che fanno un gioco di società, all'inizio molto timidi, dopo scatenati, hanno cominciato a cercare di farmi spiegare com'era il gioco. Ovviamente si comunica abbastanza bene perché parlano spagnolo. Questo è il meccanico del paese, da noi si dice che il calzolaio va in giro con le scarpe rotte, è un detto giusto perché questa è la macchina del meccanico del paese, l'interno della macchina. Si vende benzina, ma la nostra guida autista non l'ha mai comprata, se l'è portata da Salta perché dice che è anacquata. Questo è il centro commerciale del paese e questo è un posto molto interessante, Karachi Pampa. Pampa è la pianura, Karachi vuol dire cicatrice. Cicatrice perché è decisamente una zona molto martoriata, perché è l'incontro fra la zona sedimentale e la zona vulcanica, quindi ci sono il nero dei vulcani, eccolo qua, ma c'è anche il rosso che vedete nel fondo, che è tipico della roccia sedimentaria. Come se non bastasse, c'è anche un vulcano che ha eruttato pietra pomice, e quindi poi vedremo anche il bianco. È una zona decisamente una delle zone più colorate, tanti fenicotteri, stanziali e anche migratori. Questi sono tutti i fenicotteri andini. Come vedete il vento è molto forte e lo si vede, lo si capisce dalla sabbia che viene praticamente schiacciata contro le montagne. Questa è la strada, quella segnata, dovrebbe essere la strada, e si va proprio verso il bianco della pietra pomice. Praticamente c'è un vulcano che 11 milioni di anni fa ha eruttato quasi esclusivamente pietra pomice e ne è nato un deserto lungo 26 km che è composto solo di pietra pomice. Ecco qua, questi sono gli ultimi lembi finali, qui entriamo all'interno e si possono vedere le formazioni rocciose che sono completamente bianche. Non è gesso, non è sale, è pietra pomice. E quindi il momento migliore per evitare le ombre, stranamente, sono le ore centrali del giorno per fotografare, perché la mattina e la sera ci sono le ombre e non sono particolarmente belle le foto. Stranamente sono le ore centrali. Fortissimo il vento, tant'è vero che anche quando si cammina nella sommità delle dune, vedete la differenza fra destra e sinistra, il vento batte a destra e quindi compatta la sabbia, a sinistra invece è molto più morbida. Anche qui la strada, qui stiamo salendo a uno degli ultimi passi che abbiamo visitato, il Galan. Se non hai il satellitare o se non conosci la strada ti perdi, perché la strada di fatto a tratti non è segnata. Qui invece lo è, siamo nel punto panoramico del Passo Galan a 4700 metri, anzi per la precisione come vedete 4742 metri,
Come vedete non siamo molto distanti da Salta, però come orario mette 8 ore e 38 per fare 278 km. Siamo in primavera, stagione degli amori, quindi queste folari cornute stanno facendo grandi battaglie, ai maschi ovviamente. E qui andiamo verso la Laguna Diamante, che è una delle più belle lagune della Puna, perché è di color diamante e il colore è dato dall'arsenico. La cosa interessante, eccolo qua, la Laguna Diamante, la cosa interessante è che ai fenicotteri non gliene frega niente, loro mangiano tranquillamente nella laguna piena di arsenico perché riescono a eliminarlo, non gli fa assolutamente un baffo, come si suol dire. Ci sono oltre 10.000 fenicotteri, eccoli qua nella zona centrale, molti di loro rimangono qui anche d'inverno perché l'acqua è talmente salata che non gela mai, anche se d'inverno si arriva tranquillamente anche a 10 gradi sotto zero. C'è la neve e chi va d'inverno non riesce ad andare a Passo Galan, si va dalla primavera fino all'autunno, d'inverno non ci si riesce. Questa è una boccetta, vari fenicotteri, sempre delle 3 specie, e questo è una bigogna, non un guanaco ma una bigogna. Somiglia molto al guanaco, anche questa bigogna è quella che ha la lana migliore, è molto timida e per tosarla ricorrono dei mezzi un po' particolari. Una volta la uccidevano, però adesso non ha più senso ucciderla, quindi cosa fanno? Mandano i ragazzi nelle fonti, siccome sono molto timide, mandano i ragazzi a fare confusione nelle zone più alte. Pian piano le bigogne si spaventano, vengono giù nelle zone basse e vanno nelle pozze che sono circondate da recinti. Vengono dipinte, si fa un segno sull'orecchio o rosso o verde, perché vengono tosate un anno sì, un anno no. Finalmente si vede un segnale come da noi, con le mucche. Non capita molto spesso di vederle nel deserto, le mucche di solito vediamo prati verdi. E qui cominciamo a scendere dalla Puna e andare a vedere altre zone. Faremo una rapida escursione. Questo è un artista locale. Questa è la Ruta 40, quella resa famosa anche da Che Guevara con i suoi diari della motocicletta. È l'unica strada che dalla Terra del Fuoco arriva fino in Bolivia senza passare da Buenos Aires. È una strada storica di fatto. Qui il clima, come vedete, sta cambiando di nuovo perché stiamo scendendo ed è una zona vinicola. Non c'è in Argentina solo la zona di Mendoza famosa, ma anche questa di Calafate, con tanto di murales. Me imbriaga la serenata, mi chiedo che cosa vorrà dire. E qui si cominciano a vedere, tra virgolette, le civiltà e anche queste cose, ancora un po' démodé. Ci sono un paio di sierre qui vicino, la Sierra della Conchas e la Sierra delle Lance, quindi letteralmente la Sierra delle Conchiglie, perché è scavata dal fiume delle Conchiglie, e la Sierra invece delle Lance, che si chiama così perché ci sono tante punte che sembrano delle punte di lance. Questi sono ciclisti ovviamente non professionisti, si vede soprattutto dall'ultimo. È una degli anfiteatri che si trovano all'interno della Sierra della Conchas, anche qui si sente un suono perfetto. Una roccia che viene chiamata la roccia rana, perché ha la forma della rana. E qui siamo invece nell'altra sierra, quella delle Lance, e qua si capisce perché la chiamano la Sierra delle Lance, tutto materiale sedimentario scavato dal vento, eroso dal vento, è la parola più esatta. La nuvola lì l'ho ordinata, fatta mettere io. E questi sono nidi di questi uccellini qua, pappagalli. Ce ne sono un'infinità nella Sierra delle Lance. Una curiosità architettonica, doppia porta, da un lato e dall'altro della strada. Ho chiesto alla guida perché costruivano le case così, mi ha dato una risposta che non mi ha convinto molto, perché
diceva che così riescono a spettacolare meglio e le donne controllavano meglio l'entrata e l'uscita delle case. Ovviamente non è una risposta che non ha nessun senso. E qui siamo andati a vedere una cosa abbastanza interessante, la cantina più alta del mondo. È una cantina comprata da uno svizzero che ha praticamente sottratto alla schiavitù un intero villaggio. La terra prima apparteneva ad uno spagnolo che era stata assegnata per editto reale nel 1800 e il proprietario praticamente faceva lavorare per una pipa di tabacco tutto il villaggio. È arrivato questo svizzero che ha rilevato tutto quanto, ha creduto nella presenza dell'acqua, l'ha trovata poche centinaia di metri più in basso, e con questa irriga il terreno. Qui ci sono i vigneti più alti del mondo, a 3150 metri. E ha creato un posto stupendo. All'interno dell'azienda, come vedete, c'è l'irrigazione nei vigneti, e all'interno dell'azienda ha costruito anche un piccolo albergo che ha 7-8 camere molto belle, e ha creato lavoro per tutto il villaggio. Quelli del villaggio ovviamente lo adorano. Questo si chiama il Misterioso, è un vitigno che non è conosciuto, non si sa bene che vitigno sia, e gli alberi sono centenari, come potete vedere dal tronco. Questa è la cantina, una cantina abbastanza piccola, 650.000 bottiglie all'anno, che sono poche, ci siamo portati a fare il giro della cantina. Il ragazzino che ci ha portato ha anche detto 2 o 3 astusità. Io sono un enologo, quindi ma sono stato zitto. Questo è il fornaio rossiccio, si chiama così perché, come vedete, fa il nido a forma di forno, sembra un forno. Questi invece sono molto più conosciuti come animali. E questo è il mitico armadillo. L'armadillo è un animaletto simpaticissimo che si riesce a prendere in mano senza problemi perché ha le zampette corte, quindi quando scappa gli stai dietro tranquillamente, gli corri dietro, lo prendi su e lui fa finta di essere morto. È una delle sue tattiche. Vedi, qui stava correndo, stava cercando di scappare, io l'ho preso, l'ho messo lì in mezzo ai rami, lui non si è più morto, proprio chiude gli occhi e sta fermo, fa finta di essere morto. Dopodiché tu dopo un po' ti stufi, te ne vai e lui è convinto di averti ingannato. È un bellissimo animale. Questa è una volpe che ci guardava dall'alto del suo trono. Un contadino che sta guardando il telefonino, quindi come vedete anche lì la civiltà è arrivata alla grande, anche nei paesi più sperduti. E tornando indietro siamo arrivati in un chiamiamolo così, laboratorio, una fabbrichetta tessile, e dove il padre dell'attuale proprietario era famoso perché era lui che aveva tessuto i mantelli che sono stati donati ai 2 papi che sono andati a visitare l'Argentina. Ora lui è morto, è rimasto il figlio, eccolo qua, che porta avanti la scuola di tessitura. Ritroviamo lo stile spagnolo, però con qualche variante. Per esempio questa chiesa aveva all'interno assi di legno di cactus. Il legno di cactus è molto poroso, lo si vede anche qua, pieno di buchi, però è abbastanza resistente, elastico e resistente. Ed è l'unico che si trova in quella zona lì. Un piccolo mercato, i pantaloni del gaucho, è l'unico che abbiamo visto con i pantaloni da gaucho, e anche qui, come vedete, norme di sicurezza alla grande. Questa bambina ha avuto 11 anni, quella ne aveva 9 dietro, senza casco assolutamente. Ristoranti che fanno carne asada alla grande, ovviamente carne buonissima. Diciamo che l'Argentina non è esattamente il posto per i vegetariani, si trovano anche verdure, ma insomma la carne lì è vista come la pasta da noi praticamente. Anche loro hanno la strada del vino, forni un po' così ruspanti con il pollo sopra e il pane sotto, no, viceversa, il pollo sotto e il pane sopra, ottimi ovviamente entrambi, quindi anche porzioni molto abbondanti e sempre a prezzi intorno ai 3, 4, 7 euro, dipende dove sei, e sempre carne. Qui appunto stiamo abbandonando la Puna e stiamo scendendo verso una zona un po' più umida pian piano, non prima di aver fatto il deserto nazionale dei cardones, ovvero dei cactus, quelli classici, e qui ce n'è veramente una foresta. Io ho messo insieme alcune foto a caso, diciamo così.
ma che danno un'idea di quanto arrivano anche a 5-6 metri di altezza. Era il momento della fioritura, fanno dei fiori gialli molto belli e come vedete sono molto molto raggruppati, ci sono certe zone dove è una vera e propria foresta. E qui pian piano ritroviamo lo stesso tipo di ambiente che abbiamo trovato salendo verso la Puna. Quindi tanta acqua, tanta pioggia, e qui ok, sì, siamo in tempo quindi ve la posso raccontare. Allora, quello che vedete in spalla è la nostra guida David. Alla fine del giro avevamo voluto fare un giro a cavallo. Mia moglie non è mai salita a cavallo e quindi David gli ha detto: ma stai tranquilla, ti do il mio cavallo che è molto docile, intelligente, non c'è problema. Il problema è che probabilmente era troppo intelligente e ha capito con chi aveva a che fare. E allora, a parte i cavalli che si sono messi a ridere quando hanno visto mia moglie salire a cavallo, ma lei dava i comandi completamente sbagliati e quindi a un certo punto il cavallo del povero David si è incazzato e si è fermato come fosse un mulo. Allora lui ha dovuto prenderlo, andarlo a portare, credete gli ha fatto fare il guado e a un certo punto, non so se si sono parlati, questo non me lo so dire, a un certo punto quando è arrivato di là il cavallo ha guardato mia moglie, gli ha morso uno scarpone, come per dire smettila, e ha fatto quello che ha voluto. Noi andavamo avanti, lui si fermava, brucava, mia moglie poteva dargli qualsiasi tipo di comando e lui proprio come non ci fosse. E pian piano ha capito probabilmente il giro che c'era da fare, ha fatto il giro ma l'ha fatto come ha voluto lui, proprio zero totale, non è stata ascoltata. Tra l'altro c'è da dire una piccola curiosità, lui era il socio del tour operator con il quale siamo andati, che è di proprietà di un italiano e dicevo appunto faceva il camionista e la curiosità è che si sono conosciuti in uno studio di un avvocato. L'italiano che è proprietario di questo tour operator era un appassionatissimo di Argentina e si trovava dall'avvocato perché doveva rientrare perché ha rischiato la vita durante un'escursione in montagna e stava parlando con l'avvocato e gli diceva: a me questo posto piace così tanto che voglio fare un tour operator, portare la gente qui alla Puna. E dall'avvocato c'era anche lui perché la società di suo padre di famiglia era fallita, come vi dicevo lui faceva il camionista. L'avvocato gli ha detto: secondo me ti conviene lui come socio perché conosce il territorio, e da lì è nata il sodalizio. Adesso lui invece non lavora più, sono rimasti amici ma porta in giro ogni tanto i gruppi perché lui appunto è un appassionato di cavalli. Andando in giro, siamo alle ultime foto, andando in giro abbiamo visto però delle cose molto interessanti, soprattutto a livello ornitologico. Questa è la Mojitas bianca si chiama. Questa invece è la pavoncella cilena, che è un rompiscatole che non finisce più perché dà sempre l'allarme, quindi tu ti avvicini magari per fotografare qualcosa, lei ti vede dall'allarme. La odio la pavoncella cilena. Questo è il tiranno coda forcuta, non si vede tanto ma vedete che la coda è biforcuta, e questo è il pezzo grosso. Questa è la cosa più bella, sono le civette delle tane, sono delle civette che hanno abitudini diurne. Osservate, sono in 4, sembra che abbiano 4 espressioni diverse. Questa sorpresa, questa arrabbiata, questa impaurita e questo è quello che è quasi annoiato. Si vedono proprio al di fuori delle tane, se ne vedono, li chiamano anche i gufi di palude qualcuno, ma in realtà no, è la civetta delle tane. Abbiamo finito e quindi se vi è piaciuta la proiezione me ne andrò con questa espressione, altrimenti me ne andrò con questa. Se avete delle domande, tutto chiaro? Ottimo. Beh, il clima non è così terribile, fa freddo di notte ma di giorno fa molto caldo. Se poi invece si riferisce al mal d'altura, lì è una questione di fortuna, perché non significa niente neanche lo stato di salute in cui ti trovi. A volte persone, atleti, soffrono del mal d'altura e magari gente un po' settantenni, ottantenni ce la fanno senza nessun problema. L'essenziale, per essere certi, bisogna fare solo semplicemente una cosa, l'acclimatamento, andare su pian pianino.
Noi l'abbiamo fatto solo in parte perché i 1200 metri di salta non si possono considerare un acclimatamento. In ogni caso siamo rimasti lì 3-4 giorni e poi i primi 2-3 giorni quando siamo andati su siamo saliti abbastanza piano. Però il rischio effettivamente c'era. Quando mia moglie ha sofferto di cervicali, David si è preoccupato, ha voluto controllare, appunto, come vi dicevo, i polpastrelli e le dita, perché se fosse stato quello bisognava assolutamente rientrare, perché c'è gente che lascia la pelle. I sintomi sono vomito, mal di testa, può capitare perché siamo arrivati fino a oltre 5.000. L'acclimatamento è l'unica garanzia. Come vi dicevo, se vi interessa sappiate che la Puna è molto molto più rustica, quindi lì bisogna anche avere spirito di adattamento. A San Pietro di Atacama trovate di tutto, trovate anche belli alberghi. Lì invece nella Puna bisogna avere un certo spirito di adattamento. Uno dei motivi, per esempio David, la guida, non voleva assolutamente accompagnare argentini, perché diceva che gli argentini erano, scuso la sua parola, degli stronzi, ma era dovuto probabilmente al fatto che la maggior parte dei turisti argentini arrivano da Buenos Aires, magari molto spesso sono anche il primo viaggio, mentre invece, infatti io gli ho spiegato, guarda, non penso siano peggio di noi italiani, non sono probabilmente né meglio né peggio, è che l'italiano arriva lì e generalmente non è il primo viaggio, quindi sa che si deve adattare, magari il tizio di Buenos Aires non sa cosa va incontro, non è preparato e quindi morale lui non voleva sapere di argentini, lui voleva accompagnare gli italiani, non voleva neanche accompagnare gli inglesi, ha detto che si trova bene con gli italiani, quindi una volta tanto dai, spezziamo una lancia, insomma non siamo poi così terribili all'estero. Comunque appunto una molto più rustica, Atacama invece altrettanto bello, non posso dire che è un posto più bello dell'altro, i salari sono tutti molto belli, se qualcuno è stato in Bolivia sicuramente potrà anche confermare che è lo stesso tipo di ambiente, affascinante perché i deserti sono veramente affascinanti, molto colorati e soprattutto ci si gode del silenzio. Ecco perché io consiglierei un po' di più la Puna, perché il deserto è bello farlo non in mezzo al casino. C'è da dire che nella parte cilena molto spesso si vedevano pulmini dai quali scendeva gente chiassosa che faceva tanto rumore e non è esattamente una bella cosa quando sei in mezzo al deserto davanti a uno spettacolo della natura. Altre domande? Allora, grazie dell'ascolto. Una cosa lo dico io, magari forse è l'ora di dire anche Andrea. Il prossimo appuntamento è con un veneziano doc che ha percorso più volte la via della seta, si chiama Mario Cimarosti, è possibile che qualcuno di voi l'abbia anche visto alla TV perché ha presentato più volte il suo libro alla TV, anche i programmi di Ciacolò, e è un affabulatore, quindi è una serata che vi consiglio senza ombra di dubbio, lui ha anche scritto un libro. 12 dicembre, Mario Cimarosti. Bene, grazie per avercelo ricordato. Ringraziamo Danilo, io ringrazio tanto voi per la presenza numerosa, ringrazio anche tutti i nostri sponsor che ci aiutano a fare tutte queste iniziative, anzi se vi è piaciuto quello che avete visto stasera e vi piace quello che facciamo di solito, trovate la cassettina per lasciarci qualcosa che ci aiuta magari un po' il noleggio della sala, le attrezzature, insomma. Detto questo, vi ricordo ancora l'appuntamento prossimo con Cimarosti, 12 dicembre, sempre qui, e vi auguro una buona serata a voi a tutti. Quando sei andato? Novembre 2018, esattamente 4 anni fa, era fine novembre. Mi eri stato 20 anni prima. Ecco, quindi immagino, ma mentre Atacama sicuramente è cambiata, non è cambiata perché è sempre Adesso fuori della gente o il territorio è sempre lo stesso. il territorio è sempre lo stesso. Ma veramente Però Atacama adesso è diventato tanto. è stato stupendo.
paesaggi stupidi. Ho avuto molto piacere di rivedere stasera. Veramente?